Una serata di ordinaria follia ha rischiato di trasformarsi in tragedia in via Volta a Marghera, riaccendendo un'escalation di violenza e degrado che sembra oramai fuori controllo. Luca, questo automobilista di 55 anni, residente a Marghera, tra le 20 e le 20:30 è stato violentemente aggredito e minacciato di morte da un uomo di circa 50 anni, italiano del posto, affetto da gravi problemi psichici, che brandiva un grosso coltello da cucina e che, notando di essere osservato, si è scagliato improvvisamente contro la vettura sotto lo sguardo terrorizzato dell'automobilista e proprio mentre quest'ultimo stava segnalando agli agenti della locale la presenza del pericoloso individuo. Mi sono fermato e stavo segnalando alla polizia locale che c'era il soggetto, tra cui lui è venuto dopo di corsa, per fortuna ero chiuso sulla macchina, e cominciando davanti a maledirmi e minacciandomi di morte: ti ammazzo, ti sgosso, col coltello sbandando davanti il parabrezza, colpendo anche l'auto con i pugni e col coltello su vetro. L'aggressore armato di coltello pare sia dedito a recarsi nelle ex colonne feline del posto per dare in realtà da mangiare a topi e pantegane. In quello stato di palese follia avrebbe tentato di scardinare con violenza i finestrini dell'auto per raggiungere il conducente. La cosa incredibile è che girava in bicicletta ma armato di Sì, coltello. un coltello lungo circa dei 30-25 cm di la lama, quelli della cucina, e con un bel spessore. L'episodio si inserisce in un contesto urbano di violenza in strada in cui il degrado e la frequenza di reati violenti continuano a generare forte allarme sociale tra la cittadinanza ed è ancora ricoverata in osservazione in codice arancio con un grave trauma cranico la sessantenne di via Fratelli Bandiera che poche ore prima insieme al marito era stata massacrata di pugni al volto da uno sconosciuto per un parcheggio sotto casa. Un mese fa, sempre qui in via Fratelli Bandiera, il drammatico caso dell'aiuto cuoco di origine bengalese di Venezia Rakeb Kashem, aggredito a morte.